Ora gli spettacoli, una trama musicale ispirata, profonda e complessa, è quella che Angelo Branduardi ha raccontato al pubblico del Castello di Udine nel concerto andato in scena ieri sera per il calendario di Udine Estate. Accompagnato dal pianista triestino, collaboratore di lunga data, Fabio Valdemarin, con il suo talento e la sua empatia, il celebre menestrello Branduardi ha condotto gli spettacoli in un viaggio nella musica colta partito da oltre 1000 anni fa. Proprio da quell'epoca è arrivata infatti la prima canzone della scaletta, Polarum Regina, dedicata alla Vergine Maria e, secondo l'artista, prima traccia di femminismo musicale della storia. Musica veneziana protagonista poi con la ballata Cara Nina, della quale Mozart elaborò ben 12 versioni per pianoforte, una poesia dell'irlandese William Butler Yeats e poi un tuffo nell'opera del genio italiano Monteverdi per chiudere con la sorpresa finale per il pubblico friulano, la ballata popolare del 1500 Schiarazzule Marazzule, accolta con entusiasmo.